Non è possibile, c'è un limite oltre il quale non ci crediamo più. Non ci possiamo credere più. Rocky? Questo non è Rocky. Dai! Pure i ritardi con la cosa dei piccioni. Schiffi, fai il bravo che Gigione ti guarda. Buongiorno, tutto a posto, è sparato, vabbè, sulle mani. Bravo Juan Jesus. Mazzocca è diabba però, e uno ti vuole dare fiducia. Maronna. Bravo Allison, vai Gutierrez. Mamma mia. Bravo Allison. Oh. Bravo Lobo, bravo Oilund, bravo Vergara, vai Allison. Vergara che hai fatto. Schiffi. Il piccione. Hai visto? Stava in mezzo a campo. Provaci Beukema. Oh, brutto fallo Scalvini. Bravo Oilund. Morbido, eccolo. Beukema. E io avevo detto buongiorno. Ma la situazione è la stessa. Perché le punizioni? Perché i piazzati? E perché dai, la palla Gutierrez. Era partito Oilund. Vabbè. Chiede proprio scusa Vergara. È bellino. Bravo Guance. Bravo. Sono nervosissimo. dovete capirmi. Non è solo il fatto che è presto al mattino. Sono veramente nervoso. Questa partita è... Bravi. Si gioca bene. Questo è fuori gioco probabilmente. Allison, prima giochi, prima segni, bravo, perché bravo devi sempre testare anche la cosa, in scioltezza, segnato, ma non ti girare 2 volte, che sei Savicevic, però, hai capito, freddezza, mica male. Importante. Grande azione quella là. Tutta palla a terra, avanti, dietro, avanti. Occhio. Pasalic, bravi, bravo Gutierrez. Bravi, abbiamo difeso bene, difficile. Perché dovete parlare così? Che avete da nascondere? Io vi dico una cosa. Se Pasalic avesse fatto un pochino di più il tipo che si rotola e che protesta, secondo me questo check durava un po' di più. Non c'è niente, sia chiaro. Però, piglia. Bravo Santos. Acchiappa Milinkovic Savic. Aggressivo Gutierrez. Bravo, buongiorno. Brioscina. Ci devi dare il fallo però. Bravo perché? Vai Oilund. Sei rigirato. No. Oilund che hai fatto? Sulle mana di Savic. Ma qua era fuori gioco proprio netto. Bravo Savic. È minuscola l'area tecnica a Bergamo. Questo pure sono cose interessanti. Come faceva Simone Inzaghi? Chivu, Fabregas, come faceva? Bravo, buongiorno, bravo Lobo. Lobo. Buongiorno, s'attaccò. Maronna mia, Maciel. Una grande parata Savic, Ma giallo perché? Ma che è? Non capisci, non ci capisci. Quarto uomo che marca uno dei nostri. Questa pure mi sembra nuova. Proprio lo sposta. Allison, no, non si entra così. Si temporeggia, bravo Savic, si temporeggia. Bravo Vergara. Oilund, ce la fai. Bravo, sposta la palla. A seguito di revisione non c'è bisogno, sposta la palla, rigore. Col ginocchio, dai, dai, ma che vai a rivedere? Quello ha spostato la palla, sta andando in avanti per prendere la palla, ginocchio. Voglio capire che c'ha ritta Aureliano, voglio sapere. No, è lui che va col ginocchio, saccio già. Tu sei sicuro di quello che hai visto? Quello che ti hanno detto? Tu sei sicurissimo? Questo era un chiaro ed evidente errore dove deve entrare il VAR, perché questo sei sicuro proprio. Va bene. Bravo Allison. Mi fai alzare dalla sedia. Mi sono alzato. Fai conto che mi sono alzato proprio. Ma tu? Mi sono alzato. Lang, prendi nota. Piccione, accorto. Che vi devo dire? I like, sicuramente. Anche l'hype sulla reaction non ve l'ho mai chiesta. Cliccate, perché io veramente non ho più parole. Dai! Chi fischia? Ho rivisto tutta la storia. Il Bicarbonapoli. Dai, guarda come rimane in piedi Oilund con le mani questo. Gol! Ma è tutto fermo. Dovrebbe esserci rimessa dal fondo. Fallo in attacco.
va bene. È il VAR che non può mai intervenire là. Poi ne parliamo live. Tra poco andiamo live. Vi spiego bene perché non è possibile. Ah, io quando mai è fallo quello di oggi? No, mi dovete spiegare bene. Non è possibile. Non è possibile. C'è un limite oltre il quale non ci crediamo più. Non ci possiamo credere più. Rocky? Questo non è Rocky. Bravo Vergara. Oh, Ellison. Bravo. Tiro un po' Lavezzi. Stai diventando Lavezzi. Calma. Bravo Elmas. Bravo Oilund. Vai Vergara. Alisson, bravo. Ah, vai Lobo, ma tira forte. Ma che significa? Ma perché non riesci a tirare? Tiraccio, tira dritto, dovevi tirare. Bravo Vergara, ancora. Ce l'hai lo spazio dei piccioni che si proprio nell'area di rigore. Sono origini i compagni due che se ne levano la mia. Attenzione, bravo Savic. Bravo Gutierrez anche, Bravo Alisson. Vergara, che bellezza questo controllo, bravo. Ah, la ripresa e questo è giallo di Scalvi. Elmas, piccioni. Ah, bello. Occhio Alisson, occhio. Bravo Gutierrez. Uomo. Ma glielo chiamate l'uomo? Bel cross. Piazzato. Però noi l'avevamo chiuso. Si inserisce proprio bene coi tempi giusti. Il cross è bellissimo e niente da dire. Chiappa carne secca. Mica Maz. Bravo Lobo. Bravo Beukema. Spina. No. Maronna mia. No, Scamacca no. Pasa. Bravo Beukema. Alisson, sei uscito dalla partita? Dai, fuori. Bravo Beukema. Sceglie i tempi dell'intervento. Però non la sprechiamo. Maronna. Vai Alisson, dalla verga. Guagliò, non giuca solo tu. Devi premiare quando uno ti fa la sovrapposizione, perché mo è stanco a testa bassa. Dai Politano, dimostraci che dovevi stare in campo e che sei fondamentale. Abbiamo perso una palla in attacco che non si può spiegare. Non si può spiegare, Savic. Stanno finendo le energie. Vai Alisson. Questo tiretto rasoterra sempre è un po' leggibile. Bravo Elmas, bravo Lobo. Bravo Oilund. Una partita di mazzate proprio. Vai Giovane. Qualcuno però deve arrivarci là in mezzo a riempire l'area. Matavoto, ma era uguale. Ah, l'azione codificata Giovane, dai. Polità. Occhio Spina. Occhio. Vai Giovane. Giovane. Bravo Lobo. Qualcuno faccia il movimento. Madonna mia. Zappacosta ha sfidato nell'1 contro 1. Piglia Alisson. Colpo di testa di Samardzic che fa 2-1. Rimonta completata per l'Atalanta. La ribaltata la squadra di Palladino. Di testa poi. Era nell'aria perché noi siamo scoppiati, non riusciamo più a tenere un pallone. Quando ce l'abbiamo siamo sporchi, stanchi, non precisi, un po' egoisti. Stava fatto un gol incredibile di testa, sembra Oliver Bierhoff su cross di Christian Bale. Noi cerchiamo di fare il massimo possibile all'inizio, se poi non ce la fanno chiudere diventa pure difficile. Polità, cioè proprio nessuna opposizione a questo cross di Bernescu. Tutto il tempo, aspetta, me la metto un po' più qua, poi faccio un bel cross, lo carico bene, proprio nessuna opposizione. Spina. Cross di Spina. Politano. Oso stacco. Tocca a Romelu Lukaku. Un po' lungo, poi Anor va per terra, c'è fallo. Bernasconi. Tarda. Servire il rinvio lungo di Beukema, allontanato addirittura da Scamacca e rinvia, non c'è più tempo. E ricordate, non vogliamo morire, siamo morti. E c'è a un certo punto cioè, e te spara, vattene, e te vottano in terra, e tu cerchi di rialzarti e ti rialzi e poi una volta un gol, e più di così diventa veramente complicato.